Pochi minuti ed ecco le conseguenze del maltempo di ieri sera. Un acquazzone violento e vento forte hanno letteralmente staccato il cappotto di marmorino che ricopriva la parete dell'abitazione dei coniugi Bruno ed Eugenio Zanotto in via Capitano Alessio a Rosà. I residenti non si sono accorti di nulla. Il rumore del vento era talmente forte che non mi sono accorta di questo disastro che è successo. La parete di marmorino è venuta via come un lenzuolo. Sì, ieri sera quando sono tornato a casa, quando che ho visto mi sono spaventato. Ho pensato a quelli che erano in casa. Molta paura perché davvero le conseguenze potevano essere drammatiche. Fortuna ha voluto che in quel momento il laboratorio di falegnameria sottostante l'abitazione e il negozio fosse chiuso e non ci fosse nessuno nel punto in cui la parete si è spogliata. La mia vicina di casa mi ha detto che ha sentito un grande botto, pensava che fosse andato via il coperchio dell'ascensore che si trova vicino e invece ha detto poi ho visto cosa è successo. Certo, voi avete avuto questo danno, i vicini tra l'altro anche parecchi coppi che si sono staccati. Sì, effettivamente abbiamo visto nella stessa posizione ci sono dei coppi mossi, però si è abbattuto soprattutto sulla nostra casa. Ora, viste le previsioni dei prossimi giorni, devono sbrigarsi a liberare dalle macerie per evitare che la situazione peggiori. Dobbiamo pulire e tirare via tutto perché altrimenti gli scarichi si intasano e siccome è previsto molta pioggia per stasera domani, altrimenti ci troviamo poi allagati anche.